Il liceo Paleoccapa di Rovigo scelto per la cerimonia ufficiale dell'avvio dell'anno scolastico in Veneto per sottolineare che l'attenzione alla formazione è omogenea in tutto il territorio, anche quello più decentrato. Direttore, parte un nuovo anno scolastico, la scuola veneta è tra le migliori d'Italia, quali sono gli auspici per quest'anno? Normalmente non voglio essere presuntuoso, ma io ritengo che la scuola veneta sia la migliore d'Italia, ma anche d'Europa, perché veramente ha tante risorse proprio interno che riesce quotidianamente a mettere in campo e soprattutto ha quella sensibilità, quell'attenzione rispetto alle varie problematiche, difficoltà che i nostri ragazzi vivono in questo momento storico particolare che li rende unici. E questo per me è un segno di grande sensibilità e attenzione e per questo li voglio ringraziare. Si parla spesso di disagio giovanile, anche un po' conseguenza degli anni bui del Covid e di fenomeni di bullismo. Da quest'anno il divieto di utilizzare i cellulari, il voto in condotta che torna ad avere un ruolo. Quali sono le azioni proprio messe in campo in Veneto per combattere questi fenomeni? Ma da questo punto di vista è da anni che la scuola sta lavorando per cercare di dare sempre di più diciamo, il senso della responsabilità e del rispetto nei rapporti che deve esserci tra coetanei, ma soprattutto anche nei rapporti che deve esserci tra docente e discente. E questa azione, che deve essere per me sempre più legata ad aspetti pedagogici ed educativi, deve proseguire. È un seme che si getta, i frutti si vedranno col tempo. In un momento particolare, quando noi viviamo, e lo viviamo quotidianamente, anche con i cambi climatici, tempeste, cataclismi, effetti negativi del tempo, vediamo che le piante che hanno le radici solidi resistono anche contro questi fenomeni atmosferici. Io ho voluto fare questa metafora dicendo che se noi costruiamo per i nostri ragazzi il senso di identità, uno sviluppo di coscienza critica, sviluppiamo un nuovo umanesimo e siamo attenti a quelle che sono le relazioni, l'importanza delle relazioni positive, noi aumentiamo appunto e sviluppiamo queste radici e di fronte alle difficoltà e ai momenti negativi che tutti gli umani conoscono nella loro vita sapranno resistere e affrontarle in maniera positiva. Ho voluto, secondo me, dare un segno che il Veneto per noi è tutto, rappresenta non solo l'asse A4 ma rappresenta tutte le province. Questa è una provincia dove si fa un gran bel lavoro, per questo voglio ringraziare anche il dirigente dell'ambito territoriale, dottor Natale, per l'attenzione, tutti i dirigenti di questa provincia, e quindi venire qua per me è stato importante proprio per segnalare il fatto che nessuno, come ho detto anche oggi, è in panchina o in tribuna, ma tutti giocano e devono avere il loro ruolo nella crescita e nello sviluppo nella formazione dei nostri ragazzi. Attraverso la conoscenza si insegna il rispetto all'educazione. Beh, questo è sicuramente una delle basi, ma non solo, ma anche attraverso la riflessione e attraverso anche l'accettazione degli errori e saper ripartire, sapendo che comunque abbiamo sempre un'altra possibilità per far del bene. E poi avendo fiducia anche in questi nostri giovani. Beh, quella secondo me deve essere anche questa una base, ma per aver fiducia nei giovani bisogna che i primi ad aver fiducia siano loro stessi e siano soprattutto le famiglie a trasmetterglielo. Per quanto riguarda l'assegnazione di presidi piuttosto che di insegnanti, si parte con un quadro solido o ci sono delle criticità? Beh, allora, forma perfetta non esiste mai, quindi questo lo sappiamo, diventa sempre problematico riuscire a raggiungere la perfezione. Forse Giotto ce l'aveva fatta. Noi quest'anno abbiamo una situazione che rispetto agli anni scorsi, con le dirigenze scolastiche, abbiamo solo 18 reggenze su 560 autonomie scolastiche. E per quanto riguarda gli insegnanti abbiamo potuto inserire in ruolo tutti quelli che hanno vinto il concorso e che stanno ultimando le nuove procedure PNR2 e tra breve faremo anche per loro ci sarà spazio. E da quest'anno cellulari vietati anche alle superiori e voto in condotta che fa media. Un anno che si apre con l'impegno a fronteggiare sempre di più bullismo e disagio giovanile. Si parte con l'anno scolastico, si dice che la scuola in Veneto è la migliore d'Italia?
La scuola veneta è una delle migliori d'Italia, insieme alla Lombardia. Abbiamo ricevuto il rapporto Invalsi e gli esiti sono significativamente buoni, al di sopra della media nazionale. Anche il nostro liceo ha avuto risultati prestigiosi di cui siamo molto fieri. Ci sono delle novità quest'anno, vietati i cellulari, il voto in condotta. Che azioni avete messo in campo per contenere quelle che possono essere le conseguenze di un disagio giovanile, per insomma, ridurre il bullismo? Già dall'anno scorso avevamo sperimentato delle strategie per raccogliere i cellulari e metterli da parte per togliere questo forte distrattore. Riguardo al bullismo abbiamo messo a punto un protocollo, abbiamo un gruppo di lavoro seguito anche da una psicologa del territorio. Abbiamo avuto anche degli episodi che con la collaborazione delle famiglie e delle istituzioni abbiamo risolto positivamente. Quindi siamo consapevoli del lavoro che c'è da fare su quel versante e stiamo lavorando insieme. Già lo scorso anno avevamo sperimentato un modello di raccogliere i cellulari all'inizio della prima ora e riconsegnarli al termine della mattinata. Abbiamo avuto pochissimi episodi di trasgressione che vengono sanzionati progressivamente. Non abbiamo avuto episodi significativi. Una volta che diventa una regola condivisa, abbiamo visto che viene accettata dagli studenti e dalle famiglie, è un forte distrattore in meno. Anche gli studenti stessi hanno poi apprezzato il fatto di poter stare più insieme di persona e non avere sempre la pulsione a controllare lo schermo del telefono. Ricordiamo comunque che è anche uno strumento di lavoro di studio. Anche l'intelligenza artificiale, se usata correttamente, è uno strumento veloce, preciso, che deve naturalmente essere conosciuto e usato in maniera corretta, ma non negativo. Per quanto riguarda l'organico, è tutto a posto? Ci sono supplenti oppure tutti di ruolo? Noi siamo molto fortunati, iniziamo l'anno scolastico con l'organico completo. Primo giorno di scuola, quali gli auspici? Poi soprattutto insomma anche questa partire emblematicamente da Rovigo, quest'area che magari spesso viene considerata un po' la Cenerentola del Veneto, un Veneto che ha le migliori scuole d'Italia. Sì, infatti diciamo che il messaggio che oggi vogliamo dare è l'attenzione a tutti i territori, anche quelli considerati più periferici, perché l'istruzione è comunque un mezzo fondamentale per far crescere non solo il pensiero critico ma cittadini consapevoli, e oggi il fatto di avere le massime istituzioni scolastiche, regionali si capisce, e comunque locali, perché poi avremo un momento di confronto con tutti i sindaci della provincia, è proprio un messaggio di forte collaborazione tra le varie istituzioni che si occupano anche di istruzione. Diciamo che la nostra è una provincia particolare, presenta delle forti complessità che sono analoghe anche a quelle di Belluno. Scarseggiano chiaramente, non scarseggiano, ma ci sono forti difficoltà nel garantire i servizi essenziali come il trasporto piuttosto che le mense scolastiche, perché il nostro è un territorio che geograficamente è molto complesso, è una lingua, una lingua di terra molto lunga, molto estesa. Pensate che dal punto più basso del Polesine a quello più alto ci si impiega più di un'ora per raggiungerlo, e quindi chiaramente bisogna investire nei mezzi. Trasporto scolastico che è sempre più costoso e quindi è un onere importante a carico delle amministrazioni, quindi dobbiamo imparare a fare squadra, dobbiamo imparare anche a fare squadra in senso di porre argine a quello che è il calo demografico, che indubbiamente ci porrà di fronte a delle scelte di necessità, e quindi il voler iniziare l'anno scolastico proprio qui è un segnale in questo senso, quindi di collaborazione tra tutte le realtà istituzionali. Lei faceva riferimento prima al pensiero critico, no? Che il pensiero critico è quello che ti permette di essere libero, di definire la tua vita. Che consiglio dare a questi giovani perché sviluppino il pensiero critico?
Di non aver paura di percorrere un proprio pensiero, una propria scelta, di non doversi confrontare con gli altri se non con se stessi e di mettersi alla prova. Quindi quando ci si mette alla prova ci si riscopre un pochino, si riscoprono anche magari le proprie vocazioni o le cose che non ci piacciono solitamente, e quindi il fatto di sperimentare richiede anche un certo coraggio e solo così, anche avendo questo pensiero critico, si può raggiungere magari l'obiettivo che nella vita ci si prefigge. Io sono assolutamente favorevole, come la maggior parte delle famiglie, perché i dati ci dicono che l'utilizzo quasi sconsiderato del telefono anche durante le ore di apprendimento ha degli effetti negativi su questo, e poi il fatto di essere iperconnessi in qualche modo li isola dalla realtà. Noi abbiamo bisogno di riportare ai nostri ragazzi la normalità, a vivere la socialità in modo più genuino possibile, non chiaramente escludendo del tutto l'utilizzo degli smartphone, ci mancherebbe, fanno parte della nostra quotidianità, ma non relegandoli ad essere una sorta di zombie digitali. E per quanto riguarda il voto in condotta, il ripristino del valore del voto in condotta, quindi anche il rischio di poter compromettere, è un segnale di regole che sono necessarie per crescere? Assolutamente sì, perché solo dandosi regole e rispettandole creiamo quel cittadino consapevole, ma anche quel cittadino capace di avere una sorta di autocontrollo nelle sfide che poi la vita gli pone di fronte. Anche il fatto di riportare all'attenzione il concetto di rispetto io credo che sia fondamentale per la crescita personale, non solo dello studente ma della persona. L'inaugurazione dell'anno scolastico a Rovigo, insomma un segnale significativo. Sì, sono molto orgogliosa che la Regione abbia scelto la nostra città per celebrare l'avvio dell'anno scolastico. Ringrazio l'assessore Mantovan, ma anche il direttore scolastico regionale per questa scelta. Siamo poi in un liceo che ha visto insediarsi da quest'anno anche la seconda sezione per l'indirizzo sportivo, e questo è frutto veramente di grandi sinergie. E quindi oggi è proprio un esempio di grande sinergia tra istituzioni e scuola che ha portato anche a dei bellissimi risultati. Quale messaggio lanciare ai ragazzi? Spesso si parla di bullismo, di disagio, ma c'è veramente tanto valore, tanto entusiasmo, tanto anche voglia di pensiero. L'augurio che faccio io ai ragazzi è quello di essere sempre se stessi e di ricercare più vicino a se stessi e intorno veramente con le persone che hanno vicino le relazioni importanti. A volte le crisi e le difficoltà vengono perché presi da un mondo globalizzato, da un mondo molto tecnologico, si pensa di andare più lontano per trovare qualcosa che invece abbiamo vicino, ma ho fiducia che molti di loro, mi auguro tutti, siano in grado di farlo. Questo incontro con altri sindaci proprio per mettere a punto i servizi a servizio della scuola? Beh, sicuramente gli enti locali, qui siamo tutti i sindaci con l'assessore Mantovan, quindi l'espressione della Regione, hanno un ruolo determinante per quanto riguarda la vita delle scuole, a partire dalle strutture proprio dal punto di vista edilizio, e quindi credo che sia una bellissima occasione per dimostrare questa voglia di migliorare a 360 gradi il mondo della scuola. Siete d'accordo che il telefonino deve rimanere fuori dall'aula? Non tanto, però me ne farò una ragione. Sinceramente sono convinta che se una persona, anche se non ha il telefonino, troverà comunque il modo di distrarsi in qualche modo. Secondo me non è il telefonino il problema, alcune persone ovviamente lo utilizzano in modo sbagliato, però non per questo motivo tutti gli altri devono subire le conseguenze. Tu sei d'accordo, telefonino fuori dall'aula? Beh, non sono totalmente d'accordo, perché si vieta un diritto dei studenti di connettersi tra di loro, oppure se c'è un problema in famiglia vengono comunicati per telefono, però da una parte è positivo però anche negativo, cioè che almeno riescono a concentrarsi a lezione e portano rispetto al professore che sta spiegando. Il fatto che il voto in condotta sia tornato a fare media vi spaventa? Sì. A me abbastanza, però lo trovo anche una cosa giusta per le cose che sono successe in passato, quindi così almeno saprà una condotta più regolare per tutti gli studenti. Siete d'accordo sul fatto che i telefonini devono rimanere fuori dall'aula? Direi proprio di sì. Erano fonte di distrazione
e anche di imbrogli durante le verifiche. È giusto che possano restare rinchiusi dove sono, sì sì. Sì, secondo me era una distrazione, quindi questo potrebbe dare la possibilità di, diciamo, avere meno distrazioni e essere più concentrati sulla lezione. Poi 5 ore non muore nessuno, ecco. Sentite, Quindi... ma il voto in condotta che fa media vi spaventa? No, no. No, non particolarmente, anche perché a meno che non fai cose gravissime non dovrebbe essere un problema. Ad occhio voi due siete due bravi studiosi o sbaglio? Sì, sì. Ci impegniamo. Quindi è importante tornare a confrontarsi, a pensare, a studiare un po' la vecchia maniera. Sì. Sicuramente i mezzi moderni danno un vantaggio, però sì, è necessario comunque un confronto personale sia con il docente che con i compagni accanto. Sì, cioè usarli è anche importante perché comunque fuori si usano e quindi è inutile... Sono anche strumenti di studio, no? Sì. E quindi è inutile nasconderli o dire che non ci sono, però usarli troppo o usarli malamente non è, non è ottimale per la concentrazione, ecco.